Buongiorno ragazzi, continua il tour Dolomiti, anzi a dire il vero, Dolomiti deve ancora cominciare perché stiamo partendo da Glorenza dove abbiamo passato la prima notte. Ragazzi, Merano, ma che bordello che c'è, mamma mia, che bordello che c'è. Direzione Passo di Giovo e almeno andiamo a riprendere un po' di fresco perché qua la temperatura si è alzata a 30 gradi, ma ragazzi mai più, ma mai più. Beh ragazzi, tanta roba, oh, tanta roba. Adesso speriamo solo di trovare un posticino per mangiarci qualcosa in santa pace con questo panorama spettacolo e poi direi che la mattinata l'abbiamo salvata, va? Allora, il passo è qua, però mi sa che non c'è una mazza dove mangiare, mi sa. Bella questa strada ragazzi, per la maggior parte è dentro, passa dentro il bosco, è poco esposta, però che bella, bell'asfalto in alcuni tratti, non in tutti, perché in alcuni tratti mettono queste specie di resine che usano per coprire le crepe della strada, che sono scivolose, ci vai su in curva ti va via un po' la ruota, poi sono talmente piccole che l'aderenza la trovi subito, però è fastidioso. Io l'avevo già incontrate in Francia, mi ricordo che in Francia era pieno di queste cose, infatti è uno schifo, certe strade veramente schifose, per questo motivo. Vabbè, guardate che roba però, che spettacolo, mamma mia ragazzi. Questi sono alpeggi veramente spettacolari, siamo a 2008 metri, 2010, quindi siamo quasi in vetta. Eccolo là, il rifugio si vede, che bello anche questo, Passo Pennes con la pala eolica, bello, mi è piaciuto anche qua, meno male che abbiamo deciso di farlo perché insomma ci siamo alzati stamattina, ci ha fregato perché ci ha fatto tardare un casino e stavamo pensando di non fare il Giovo e il Pennes e tirare dritto a Bolzano, ma meno male che l'abbiamo fatto, a parte che giù c'è una caldazza incredibile e almeno qua ci facciamo un po' di fresco e poi che spettacolo ragazzi, guardate che roba, che spettacolo. Ah, qua sta obbligata ragazzi, con questo panorama, eppure dronatona mi faccio qua, vi faccio vedere che spettacolo c'è da qua. Contate fino a 5, 4, 3, 2, 1.
Bello, 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 niente di particolare, c'è solo quel rifugio lì, ragazzi, ma mamma mia che roba, guardate che roba. Adesso abbiamo svalicato, scendiamo direzione Bozen, andiamo nella caldazza ancora. Non è che mi faccia impazzire sta roba, però vabbè. Si deve passare da Bozen e poi direzione Selva. Qua si sta da Dio, da Dio. Che bello ragazzi, che bello! Bello ragazzi, si chiama Castel Roncolo, credo che sia una normale abitazione di qualcuno col grano, molto grano, perché avete visto che spettacolo sulla collinetta arroccato, attaccato alla montagna, tanta roba, bello bello bello. Val Gardena ragazzi, siamo in Val Gardena, finalmente, Val Gardena, ancora una mezz'oretta e siamo a Selva, ma che bello è quando passa la strada a fianco a un fiumiciattolo che tira su un fresco. Ci siamo quasi, mamma che spettacolo, guardate cosa c'ho davanti, le gru per costruire i palazzi, spettacolo.